Parliamo ora della polemica che si è scatenata sulle dichiarazioni del del governatore del Veneto Luca Zaia in merito alla cattura di due ghanesi responsabili di violenza sessuale a Valdagno di Vicenza ai danni di una studentessa tedesca. Il nuovo ministro dell'integrazione Kyenge venga a Vicenza a rendere visita alla vittima con il coraggio di affrontare i problemi per quello che sono e ribadire a tutti che non ci può essere integrazione senza legalità. Colgo l'occasione, prosegue Zaia, per ricordare a tutti che il Veneto è la prima regione d'Italia per immigrazione legale. C'è stata una reazione a queste dichiarazioni da parte della deputata del Partito Democratico Margherita Miotto, la quale dice: per quali ragioni il ministro Kyenge dovrebbe sentirsi responsabile dello stupro di una cittadina austriaca da parte di alcuni cittadini extracomunitari? Zaia la smetta di alimentare il razzismo e la xenofobia con queste stupide associazioni di idee. Così appunto Margherita Miotto dell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. Devono spiegare però alla Miotto che si è trattato di una violenza sessuale e non di uno stupro, dovrebbe sapere la differenza.